Veneto 24 chiama Roma. Le interviste con la politica nazionale. Ben ritrovate, ben ritrovati, perché questo è un momento importante nei nostri lunedì, perché incontriamo Antonio De Poli, senatore questore e anche segretario nazionale dell'UDC, l'Unione di Centro. Ben ritrovato senatore, grazie di aver accettato ancora il nostro invito. Grazie a voi e buona giornata e buon lunedì a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando. Senatore, con lei potremo parlare di tutto perché insomma ci fa sempre piacere trattare vari argomenti, però inevitabilmente immagini un po' di cosa parliamo questa mattina. Ci stiamo avvicinando a grandi passi, vabbè, è ancora lontano l'appuntamento, però siamo nel vivo della campagna elettorale per le elezioni regionali. Si attende ovviamente questo candidato del centrodestra, ne abbiamo parlato anche sabato con il ministro Urso, che è venuto proprio qui a Padova in occasione di un convegno. C'è la volontà di trovare questa convergenza, però ancora un nome non esce. Bisogna fare fronte, secondo lei, senatore, a comunque delle divergenze che persistono ancora tra alcune forze all'interno della coalizione di centrodestra, o la coalizione è più unita di quanto non si pensi? Ma io sono, come ho sempre detto, la coalizione è unita, c'è discussione, ma come in tutte le famiglie è giusto che ci sia discussione per trovare il miglior candidato per dare al Veneto e per costruire il Veneto del futuro. Questo è l'aspetto. Oggi tra l'altro un appuntamento fondamentale perché si stanno votando nelle Marche, quindi se, come io credo, ne sono convinto, viene confermato il candidato del centrodestra Francesco Acquaroli, già un passaggio rispetto al percorso a livello nazionale viene fatto, quindi io credo che siamo arrivati oramai al vedo finale. In questa settimana verranno dati 3 candidati mancanti delle 3 regioni che vanno al voto, in primis il Veneto, poi la Campania e la Puglia il 23 e 24 novembre, e per quanto riguarda il Veneto chiaramente troveremo il candidato migliore che sappia convincere e dare quell'unità che è certa, che è sempre stata dell'unità del centrodestra, ma che soprattutto rispetto a programmi, progetti, idee sia quello che assieme a tutta la coalizione del centrodestra, di cui chiaramente fa parte l'Unione di Centro e l'UDC, con la propria lista, con i propri candidati provincia per provincia, e vorremmo essere ancora una volta fondamentali oltre che elettoralmente, ma soprattutto per portare avanti quei valori e quei principi che rappresentano la nostra società, a partire dalla salute, quindi dalla sanità, le politiche sociali, le politiche verso i nostri figli da una parte e le politiche verso le nostre mamme, i nostri papà dall'altra, le nostre persone anziane. Nessuno deve essere lasciato indietro, questo è il nostro motto, e credo che sia uno degli aspetti fondamentali in una società, e nel caso specifico in una regione dove da sempre le politiche sulla salute sono la priorità della nostra programmazione, della programmazione regionale e chiaramente territoriale, senza dimenticare chiaramente il grande mondo dell'impresa. Senza lavoro non c'è dignità e di conseguenza il mondo dell'artigianato, i nostri artigiani, i nostri commercianti, il nostro mondo del primario, quindi il nostro mondo agricolo, la nostra impresa, la nostra industria, e credo che questo, assieme al turismo che fa parte, che è la prima impresa in assoluto per il Veneto, ecco, credo che ci siano aspetti oggi fondamentali che guardano chiaramente e si intrecciano, che sarà il 2030, il 2035, quindi i prossimi 10 anni, e questa maggioranza che io ribadisco di centrodestra e questo presidente dovrà traguardare chiaramente il 2030, ma dovrà guardare ai prossimi 10 anni, che è fondamentale fare una programmazione oggi in una società che è cambiata da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, ma anche proprio da un punto di vista infrastrutturale, e credo che questo sia uno degli aspetti fondamentali, senza dimenticare che quella che è l'istruzione, quindi la nostra scuola, la formazione, l'università che crea chiaramente il futuro per i nostri giovani, l'università che manda fuori laureati, persone preparate, che noi dobbiamo avere la
la forza, la competenza di dare la possibilità che devono rimanere all'interno della nostra regione, i nostri intelletti, le nostre menti, i nostri giovani devono rimanere qui per dare chiaramente quello sviluppo e quella forza che deve rappresentare come sempre una delle regioni, se non la prima regione in Italia e tra le prime in Europa. Credo che questo sia l'obiettivo che abbiamo di fronte. Il senatore Antonio De Poli, agli albori della sua brillante carriera politica, è stato tra l'altro anche assessore alla sanità e ai servizi sociosanitari della Regione Veneto. Qualcuno, senatore, detto tra noi, la rimpiange ancora, con tutto il rispetto per chi c'è adesso in quella carica. Qual è oggi, senatore, la sua valutazione del lavoro che è stato fatto nella nostra regione? Perché di fronte a criticità come la carenza di personale e soprattutto la questione sempre critica delle liste di attesa, ovviamente l'ambito sanitario e sociosanitario deve affrontare degli aspetti piuttosto importanti. Ma sicuramente sì, ribadisco che la sanità del Veneto, al di là di tutte le criticità che purtroppo ci possono essere, risulta ancora tra le migliori, se non sanità d'Italia, come dicevo prima, tra le prime in Europa, e questo è un contesto che dobbiamo tenerci caro come principio fondamentale. È chiaro che oggi più che mai serve nei prossimi traguardi che dobbiamo raggiungere, serve trovare, anche visto le risorse e l'indirizzo che lo stesso PNRR ci ha dato, che è quello del territorio, della prevenzione e quindi del grande contesto dell'integrazione sociosanitaria, che è stata la nostra forza, la forza del Veneto da sempre, che ci stanno copiando tutti, tutte le altre regioni. L'integrazione sociosanitaria è rafforzare quello che è il rapporto tra cittadino e chiaramente quello che sono le case oggi di comunità, i vecchi distretti sociosanitari, quello che è il territorio, e questo è fondamentale. È chiaro, si deve investire, dobbiamo investire sulle nostre università per quanto riguarda la medicina, far uscire chiaramente medici, ma soprattutto poi quelle che sono le specialità. Noi dobbiamo allargare le borse di studio per far sì che chi va in specialità o gli specializzandi siano superiori rispetto ad oggi. Noi facciamo 100 laureati e mandiamo in specialità 50, sto facendo dei numeri chiaramente non concreti per dare il messaggio. Lì dobbiamo allargare e far sì che ritorni ad essere una dei contesti lavorativi più importanti che lo è, ma anche più attrattivi, e su questo dobbiamo ripensare anche a ridare un contesto anche economico a chi lavora nella sanità. Io ribadisco che al di là della sanità privata, che per carità ci deve essere, ci sta, però la sanità pubblica, che è il nostro cuore pulsante della nostra società italiana, deve essere rimodulato, rivisto, si deve rifare un piano nazionale sociosanitario e altrettanto di conseguenza un piano regionale che guardi alle nuove esigenze, ai nuove problematiche che ci sono. Una società che è cambiata, che oggi uno a 60-65 anni è un ragazzino, a 70-80 comincia a diventare una persona adulta, a 80-90 è una persona della terza età. È cambiata la società, sono cambiate le esigenze sia da un punto di vista dell'integrazione sanitaria, sociosanitaria territoriale, sia da un punto di vista ospedaliera. Dobbiamo riprogrammare e credo che questa sia la sfida del futuro. Senatore, prima di salutarci, le possiamo chiedere una veloce valutazione? Non sarebbe stato meglio creare un election day per tutte le regioni che vanno al voto per il rinnovo dell'amministrazione regionale? Assolutamente sì, assolutamente sì, voglio dire, io sono per addirittura far sì che si riporti tutti sulla stessa data, dai comuni alle province, per quanto possono esserci di secondo livello. Io spero che ritornino di primo livello, quindi con le elezioni dirette, e altrettanto alle regioni. Non è possibile fare una votazione oggi, una votazione in Calabria la settimana prossima, la settimana successiva
successiva in Toscana, poi abbiamo le 3-24 novembre e poi abbiamo a maggio quelle che saranno tutte le amministrative. È una cosa, cioè, siamo sempre in campagna elettorale. Non fa bene questo, non fa bene perché non si riesce a programmare le cose come dovrebbero esserci. Io credo che c'è un anno in più, 6 mesi in più, ci sono 6 mesi in meno, non lo so, però dovremmo fare da un punto di vista legislativo, purtroppo anche costituzionale, come si è fatto per i comuni, che il TUEL prevede che anche se un comune dovrebbe andare, chiaramente viene mandato a casa il sindaco eccetera, un tot di mesi prima eccetera, le elezioni sono tra marzo, aprile e maggio-giugno, non possono essere al di fuori, quindi viene portato il comune al periodo di elezione dal vice sindaco oppure da un commissario prefettizio. La stessa cosa dovremmo prevederla anche per le altre istituzioni, in maniera tale che tutti siano nello stesso periodo. Credo che questo sia una delle considerazioni che si deve chiaramente programmare, legiferare per il prossimo futuro. Grazie ad Antonio De Poli, senatore questore e segretario nazionale dell'UDC, l'Unione di Centro. Senatore, da parte nostra l'augurio di un buon inizio di settimana e di un buon lavoro. Grazie a voi, buona settimana anche a voi.